Poi nel 57 andai a cantare alla festa di Porta Capuana e lì c'era il maestro Felice Gente che dirigeva questa grande orchestra e c'era anche Claudio Villa. Per me vedere Claudio Villa era veramente vedere il sole. E c'era anche un signore che voleva cantare, un vecchietto, insomma, ma perché non mi fanno cantare? Perché non mi fanno cantare? Io dissi vicino al maestro Felice Gente: maestro, ma perché non lo fanno cantare a sto signore? Dice: ma tu lo sai chi è quello? No, dice: quello è Pasquariello. Io non pensavo che fosse questo grande artista, lo vedevo così vecchietto, dico: ma se avessi saputo che quella era Pasquariello, il grande Pasquariello, e avrei fatto i debiti per farmi una fotografia con lui, perché così la mettevo nel mio studio qua e sarebbe veramente una cosa meravigliosa per me.